Amici di Directa Sport, benvenuti a Olbia. Questo è lo Stadio Nespoli, teatro di Olbia contro Cassino, 23esima giornata del girone G del campionato di Serie D. Palla per Croce, lancio del numero 2 interessante per Abreu che può entrare in area. Abreu, il tocco! Subito la grande parata da parte di Salvatore Di Chiara. Corner verso il primo palo, la deviazione! E poi non riesce a trovare il tocco Lorenzo Filippini. Pericolosissimo il Cassino nei primissimi minuti di gioco. Cassino due volte vicino al gol del vantaggio. Qui al tackle esce vincitore Maspero. Maspero, la palla per De Grazia sul mancino. De Grazia passa, De Grazia va col destro! La grande parata di Stellato. Portieri iperprotagonisti i primi 20 minuti di primo tempo. Stellato tiene lo 0-0. Va De Grazia, palla verso il centro, la deviazione di Buschiazzo. Palla nuovamente in calcio d'angolo, ancora pericoloso l'Olbia. La palla non è uscita, allora Cocorocchio, grande uscita del Cassino, palla al piede con Senesi, occhio al 2 contro 2. Senesi allarga per Tribelli, Tribelli dentro l'area, Tribelli col destro, scarica in curva. Tiene palla allora Senesi, nel frattempo si è ripiazzata la squadra di Zemaria. Mele. Altra verticale per Valente che prepara il mancino. Forte verso la porta di Di Chiara. La manca di un metro. Ancora 40 secondi alla fine del primo tempo con Tribelli che non tocca bene questa palla. Alla fine Mele accompagna all'indietro, una pallaccia però. Allora De Grazia può correre verso l'area. De Grazia è tutto solo, mette dentro per Della Salandra. Troppo altruista qui il numero 10 dell'Olbia. Che occasione per andare in vantaggio proprio sul duplice fischio del primo tempo. Ma ragazzo a battere. Verso il secondo palo prova a coordinarsi i pani. Lusa Iadio. Calciato in curva. A volte è un tocco corto un po' dimenticato. Macciariello che mette il cross. Deviazione con la testa da parte di Valente. Palla fuori di poco. Alle proteste più che un tipo di fallo come quello. Occhio ad Abreu dentro l'area. Abreu tocca con la punta. Palla fuori di un soffio. Prima vera occasione della ripresa per il Cassino. Arboleda verso Ragazzo. Il controllo per Furtado dentro l'area. Furtado col destro. Ha calciato da posizione defilata. Non ha trovato però precisione. Niente da fare ancora per Willy Furtado. 30 secondi, vediamo se c'è spazio per l'ultima azione per l'Olbia. Tiene palla Lusa Iadio, cerca in verticale Marroni. Stanchissimo il numero 28. Alla fine è Filippini che allontana. Questa era anche l'ultima azione della partita. Finisce così 0-0, secondo 0-0 consecutivo per l'Olbia che comunque muove la classifica, arrestando la corsa della capolista Cassino. La Cinzia Albalonga cerca la terza vittoria consecutiva per dare continuità a un periodo denso di ottimi risultati. Dall'altra parte però c'è un Sassari latte dolce affamato di punti e che vuole invertire un trend negativo che l'ha portata a 2 sconfitte nelle ultime 2 gare. Benvenuti a Pavone amici sportivi di Directa Sport, tutti gli amanti del calcio dilettante. Fra poco Cinzia Albalonga, Sassari latte dolce. Aspettiamo solo il fischio di inizio che arriva in questo momento. Cristiano Ingretolli tocca il primo pallone della partita. Bravo centrocampista, classe 2002 del Sassari Calcio Latte Dolce. Eccolo il corner, palla in aria, svetta la difesa del Sassari Calcio Latte Dolce, ma c'è stato probabilmente un tocco di mano e lo indica apertamente il signor Pasquale Mozzillo. Calcio di rigore per la Cinzia Albalonga. Simonetti per il quarto gol in questo girone di ritorno, il numero 8 contro Marano. La rincorsa di Simonetti che va col destro e segna! Non basta, la deviazione a Marano, 1-0, è in vantaggio la Cinzia Albalonga. Ha segnato il numero 8 Simonetti.
pallone in verticale verso Maccari, buono lo spunto dell'11, altra apertura a sinistra, Bellotti 1 contro 1, prova a puntare, ci rinuncia, poi il pallone all'indietro, buono lo scambio, Maccari prova il tiro a giro e segna, un gol meraviglioso, Maccari si ripresenta così il numero 11 con un tiro a giro che finisce la propria corsa sotto il 7 dopo un triangolo sulla tre quarti, gol meraviglioso e Cinzia Albalonga che raddoppia al minuto numero 12, capolavoro di Maccari, 2-0. In due sul pallone Bensaia e Pasqualoni, vediamo chi calcia, si prepara Bensaia, prova a giro Bensaia, trema la traversa, palla respinta però ancora sui piedi di Pulina che apre sulla destra verso Fernandez, sale Sanna, lo ignora Fernandez, va al centro, il velo di Orlando, prova a girarsi qui Pulina, poi il tiro da fuori di Loru, Marano, Tesio, Orlando rischia, perde palla sul tackle di Simonetti, siamo al limite, pallone per la Cinzia, Ingretolli col sinistro, per poco non fa il 3. Buono il passaggio in verticale verso Sorgente che allarga con un po' di difficoltà verso Loru, l'apertura per Pilo, anzi per Tesio che si propone in zona offensiva, da fuori Pulina con il destro, tenta la rasoiata velenosa. Carica Fernandez il mancino che va in porta e Boschi a mani aperte la mette fuori e mette il sigillo sul 2-0 e sul primo tempo. La squadra difende, o meglio Sorgente prova ad andare per vie centrali, sono troppi gli avversari, pallone largo verso Fernandez, prova a scambiare ancora con Sorgente, il passaggio di ritorno, tira Fernandez col mancino, ci deve mettere i guantoni Boschi. Nessun problema per Marano che recupera la sfera, la gioca subito verso Cabeccia, impressione Maccari, rischia qui il latte dolce che perde palla, Maccari la recupera, la appoggia per Simonetti, il pallone in area per Manca che arriva tu per tu con Marano, la chiusura in area di rigore dove c'è praticamente quasi tutta la squadra ospite, eccolo il corner ad uscire, Cabeccia al volo, palla alta, Manca, ancora lui, palla larga, prova a costruire, ad avvolgere la Cinzia Albalonga che ora si distende con Bellotti in zona cross, occhio a Ingretolli in area, il pallone sul secondo palo, Simonetti la liscia, poi Galazzini la manda alta, allarga ma lo fa male Sorgente, va in verticale Luscia, posizione regolare, Ingretolli entra in area di rigore e solo però va sul mancino Ingretolli, carica il sinistro, palla che rimane lì e poi Manca, fa 3-0 e chiude la partita sugli sviluppi di un errore in fase di impostazione del latte dolce, stavolta non sbaglia, non perdona la Cinzia Albalonga. Pressa ancora la Cinzia Albalonga, non si accontenta del 3-0, mette in difficoltà il Sassari Latte Dolce con Corcione che perde il pallone sulla doppia aggressione, Ingretolli supera di slancio un avversario, tira col sinistro e si inventa un gol bellissimo, Cristiano Ingretolli, 4-0, secondo errore del secondo tempo in fase di impostazione, non perdona il bomber Bellotti e su questa azione arriva il fischio finale. Termina 4-0, Cinzia Albalonga, Sassari Latte Dolce, prova di forza della Cinzia Albalonga. Il primo scampolo di stagione da settembre a gennaio, difende il pallone molto bene, poi Matese prova a puntare il fondo, va al cross basso, Lagzir la stoppa, se la mette sul sinistro, incrocia, grande gol di Sofiane Lagzir, vantaggio immediato della Sarnese. Sono due gli uomini in barriera, con Uliano pronto ad andare in battuta, fischia il direttore di gara, parte Uliano, deviazione da parte di De Nova che con il tacco ha impegnato Bortoletto, risponde presente il portiere sardo. La corta il numero 2 di Mister Paba, sceglie il pallone in area Ravot, colpo di testa di Decenco e pallone che termina alto sopra la traversa, nessun problema per Bonucci. Atletico Uri torna in possesso con Decenco che sceglie Ravot, Ravot carica la conclusione e un missile che però riesce a togliere dalla porta Bonucci, ancora però l'Atletico Uri, cross in mezzo, Decenco di testa per Lagzir che passa, non c'è fallo ai danni del numero 4 avversario Rossetti, Lagzir in area verso Fall
l'aveva toccata Bortoletto, ma alla fine Ahmet Fall è riuscito ad insaccare 2-0 Sarnese. C'è anche Bonotto a dare una mano, ma Decenko lo sovrasta. Allora De Marcus per Tuveri, Scanu, Cikarevic, ancora Tuveri a sinistra per Pisano che mette il cross, Bonucci in presa e poi a terra. È pronto a battere Ravot, la battuta verso il centro dell'area, attenzione perché Pisano la tocca, Decenko la raccoglie, a rimorchio Melis, non c'è tocco di mano secondo l'arbitro e poi conclusione alta sopra la traversa, solo rimessa dal fondo tra le proteste Sarnese. Colpo di testa di Lagzir che può lanciare, Fall verso l'area di rigore, conclusione che va a insaccarsi sotto l'angolino alto a sinistra, ha avuto qualche metro, l'ha sfruttato appieno Ahmet Fall, bolli dell'incrocio. Fischia il direttore di gara, parte Lagzir, deviazione fortunata e c'è il gol per la Sarnese, 4-0. Forse l'ha colpita addirittura Fall per la tripletta, la punizione comunque di Lagzir. Si lancia Lagzir, arriva anche il numero 13 Ricci dalla sua zona difensiva. Ricci va a mettere il cross, pallone che arriva da Fall che con il petto va a smorzarla De Nova. Pallone alto, ma che costruzione da parte della Sarnese. A servire Melis, a sinistra c'è Pisano, servito. Zona cross per Pisano che lo mette verso De Marcus, poi Cikarevic, l'uscita di Bonucci. Tenta la conclusione Scanu, alta sopra la traversa, occasione per Luri. Batte Ravot verso Decenko, la pizzica Decenko, poi il pallone rimane lì e c'è il contrasto che vale il calcio di rigore a favore dell'Atletico Uri. La rincorsa di Decenko. Sinistro a spiazzare Brian Bonucci, accorcia le distanze l'Atletico Uri sul finale di questo primo tempo, ha segnato l'11ª rete in stagione il centravanti brasiliano. Un momento per l'Atletico, Pisano cerca spazio il numero 3, poi va dalle parti di Melis, Melis appoggia, conclusione di Rossetti, bassa e larga però oltre il palo sinistro, un solo uomo in barriera. La rincorsa di Ravot che mette il cross verso Decenko, si stende a terra e la ferma sulla linea Bonucci, gran parata, poi ancora Decenko, si gira e calcia, contrastato. Melis imposta e De Nova risponde rimandando al mittente, ancora Melis, rischia su Lagzir, gliela porta via il numero 10, Lagzir in mezzo a sole maglie giallorosse, cerca lo spazio per il sinistro Lagzir, tra le braccia di Bortoletti, un'altra squadra rispetto al primo tempo. Tanto velo di Fall per Lagzir che può attaccare lo spazio. Lagzir arriva al Faré a sinistra non servito. Lagzir vuole fare tutto da solo. Conclusione a girare, presa facilmente da Bortoletto. Poi in diagonale sulla destra a cercare Bonotto. Bonotto mette il cross sul secondo palo. Il Faré di prima. Fuori di un nulla al volo ci ha provato il numero 19. Pallone largo. Ravot fuori per Fiorelli. Fiorelli apparecchia la conclusione. Ed è un pallone forte che però non gira. Questo di Fiorelli, rimessa dal fondo. Un paio di occasioni praticamente ignorato quando poteva andare a condurre interessanti contropiedi. Intanto Bonfiglio ruba il pallone da Nedda e va al centro da Fall. Fall davanti al portiere e non riesce a mettere dentro il poker Ahmet Fall. La sfera sibila al lato del palo destro. Per Nedda, Nedda a sinistra per Tognoni. Tognoni rientra, c'è spazio per la conclusione e non riesce ad evitare Bonucci che il pallone si insacchi all'angolino basso, accorcia le distanze l'Atletico, ma è troppo tardi. Quitieri con il possesso di Uliano e termina la contesa sarnese, batte Atletico Uri 4-1. Il giocatore che viene marcato da lontano da Glino. Occhio perché parte un pallone dentro, secondo palo, colpo di testa, miracolo! Miracolo sulla linea, ci ha messo le mani Marnis, miracolo! Rispetto all'Under che ha fatto bene ma è un ragazzo di minore esperienza. Rischia il direttore di gara, pallone dentro, primo palo, pallone che passa, ancora sulla linea, alzato, poi Manis ci va a mettere le mani
per spingere via il più lontano possibile la minaccia, continua la propria manovra offensiva il Terracina, poi pallone che sbatte ancora una volta lì davanti alla linea di porta. Il Terracina ha avuto un'occasione, c'è l'angolo rotto, battuto da Martino, ancora Furian prova a ribadire dentro il pallone, alto a Campanile direttamente nell'area piccola, non ce l'ha presa, con i pugni respinto, poi provata la girata al volo di prima intenzione senza pensare di Bonu, pallone alto sopra la traversa. Il Terracina, pressione del numero 9 che se la vede prendere al limite dell'area, guarda la porta, attende l'arrivo dei compagni, parte il pallone dentro, calcia! Errore clamoroso di Bolo, a 2 passi lì dal... Ci ho pensato, scusate, Lino! Dal limite dell'area piccola con il destro è andato a cercare l'angolino alto, pallone che sfiora i pali. Ha le qualità Bolo per provare la conclusione da lì magari, oppure Furian con un pallone dentro a cercare una torre. Parte Bolo direttamente in porta, pallone che non gira abbastanza e non si abbassa, alto sopra la traversa. Il Terracina, intanto pallone sbagliato, Bolo la porta sul sinistro, cerca uno spazio per calciare, parte Bolo! Trova la luce per calciare, tiro debole e centrale, poi in un secondo momento si prova a ritirare, Bolo è riuscito a innescare il proprio sinistro qui. Sei schermato dalla ripresa davanti, li vedi sempre apparire all'ultimo per partire impreparato, intanto pallone perso ancora una volta dal Terracina, subito a cercare Guido Rangio che questa volta ci gira, ce l'ha sul destro, calcia in porta, ancora una volta Uva a mettere via la minaccia, Guido Rangio si era liberato benissimo. In mezzo al campo, pallone recuperato, subito cercato, questa palla a Campanile, Nana. Senza esitare, pallone dentro con la testa, non trova l'appuntamento con il pallone Attili, poi dal limite dell'area, conclusione, Uva, ben posizionato, la blocca. Ottima la Perché posizione. Guido Rangio può distendersi, vede il compagno dall'altra parte, Guido Rangio però si prende qualche metro qui di Guido Rangio, aspetta, vede il compagno libero, Guido Rangio, pallone all'interno dell'area, non calcia nessuno e alla fine il pallone viene messo via, occasione per l'Ilva Maddalena, qui hanno peccato di generosità. Wagner, stavolta la traiettoria ad uscire. Parte il numero 17, profondo, secondo piano, Di Pietro, la spizzata! E arriva il gol dell'Ilva Maddalena! Spinto il pallone in rete sulla sponda di Di Pietro. Forse è Bonu ad aver buttato il pallone in porta. Sembra essere Bonu ad essersi aggiudicato il gol che va a festeggiare con i propri tifosi. 1-0. Le sue qualità tecniche, intanto ottimo il lavoro in mezzo al campo, Bolo di prima intenzione, Guido Rangio, 1 contro 1, Guido Rangio, salta il portiere, Guido Rangio! Trova il gol del raddoppio, eccolo il giocatore più atteso della partita, Guido Rangio, gli mancava solo il gol per condire una prestazione perfetta e lo trova al minuto 32 della ripresa, 2-0 Ilva Maddalena. Forse di tutti i subentrati De Sena è quello che più di tutti sta facendo bene. Occhio perché si ripete una situazione analoga, questa volta però Di Pietro è andato direttamente per la porta, trovato un grande Uva a respingere. Tanto play out, su Casalinghi. questo pallone lungo finisce il match eterno, è spugnato il Mario Codavolpe dall'Ilva Maddalena, vince 2-0 qui a Terracina. C'era una volta, novembre, stesso campo, era la Coppa Italia e una squadra vinse ai rigori. Nel mentre è cambiato un po' di tutto, una squadra ha cambiato allenatore, anzi, tutte e due. Amici di Directa Sport, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Costa Orientale Sarda, Guidonia. Buono che vuole uscire a sinistra. A rimbalzo Celloi, ripulisce con Nino Pinna, sgasata e poi palla in mezzo, cercato Romano, anzi si arriva Loi! Il primo tiro è il suo, parafacile Mastrangelo, primo squillo del 2006 della COS. Buono esce a sinistra, Sfanò, palla in mezzo, Tuncara, gli riesce lo stop sinistro! Largo di Mamadou Tuncara, va molto vicino a un gol molto bello, sarebbe stato il quinto nella sua stagione. Ancora Ladu in mezzo, deviazione di Derbali! La Costa Orientale Sarda va avanti con il grande assist di Pietro Ladu e la testata vincente di Sheb Derbali. Trova il primo gol in questo campionato, la COS è sull'1-0. In mezzo Stefanelli, Floris la lascia lì, Calì fuori, Mastrantonio, Rossi rientra, ora sul sinistro! Palla fuori, se l'è preparata molto bene Pinna, Loi vuole autolanciarsi, ancora Nino Pinna, sgasata, in scivolata Sfanò, poi Spinosa, riesce a ripulire il pallone, non c'è il fallo, c'è il 4 contro 2 potenziale della COS,
palla a sinistra, Romano pinna sul secondo, palla centrale, Ladu al volo. Murato, a rimbalzo Loi. Replay per il COS, destro, deviazione, angolo. Chance importante per il 2-0 dei sardi. Può andare il 10, palla in mezzo, Rossi la tocca! Che parata! Mastrangelo ci arriva. Prima la punizione, adesso la COS ha un calcio d'angolo. Romano attacca il primo, palla in mezzo, Rossi tocca, Romano a rimbalzo. La prima volta no, la seconda sì. Si sblocca Giacomo Romano. Il primo gol con la maglia della COS è pesantissimo. 2-0. Romano è riuscito a fare la sponda, è arrivato Morlando che calcia. Viene Murato. Palla ancora per la COS, Floris ne supera uno, va con il sinistro. Chiude troppo, ma va molto vicino al gol del 3-0. Conduzione centrale per il 23, dall'altro lato non c'è nessuno. Spinosa non sa chi passarla, alla fine va in orizzontale, calzone, scava, gran palla, Rossi, grande stop, sinistro! Sciascia, la para sul primo! A battere ancora Ladu, due piazzati, hanno fatto male al Guidonia, che adesso vuole difendere un po' meglio di quanto fatto sul gol di Derbali e su quello di Romano. Va Ladu in mezzo, cercato Rossi, la prende ancora! Una punizione e due angoli, la COS è sul 3-0. Terzo assist in questa partita per Pietro Ladu, prima per Derbali, poi per Romano, adesso per Alessandro Rossi. Piroli in mezzo, Rossi, la rovesciata del 29, palla larga. 1, 2 e 3, fischi di Curti, ma anche i punti per la COS che continua a vincere in casa. Lo fa con le prime volte di Romano e Derbali e con un altro gol di Alessandro Rossi